Bella raga, ciao a tutti del comandante veneziano, eccoci qua, sentite un rumore strano del ventilatore perché è caldo. Allora fioi, siamo qua a MotoGP, allora fioi. Boh, MotoGP raga, si ritorna alle origini, nel senso lo prendo per PC, come i vecchi tempi. Andate, lo sapete che per me è sempre una soddisfazione perché insomma sono partito con la serie di MotoGP quando non se lo cagava nessuno, con MotoGP 08, quindi me lo godo a cannone sto gioco perché insomma tra i nostri soprannomi tutto quanto, veramente abbiamo cominciato quando veramente cioè, in Italia se lo cagava un cazzo di nessuno sto gioco e quindi il Cume gode il doppio. Allora Fio, torniamo dopo la delusione di Valentino Rossi dei Game che almeno a mio parere ha fatto cagare, nel senso non mi è piaciuto per niente. Si ritorna solo con la scritta MotoGP, quindi speriamo di ritornare alle origini con i nostri soprannomi, con Rosy Bindi, poi vabbè, ce ne sono stati talmente tanti, purtroppo abbiamo anche Nicolino Airi, Salmone, Salame, no, che era Salmone, che purtroppo non ci sono più, il manegiano di merda che ha fatto la storia anche lui, ma ne potremo Tarallucci, ce ne sono un casino. Lorenzo il Magnifico, ne possiamo dire un casino che se non mi ricordo perché sono talmente tanti che devo c'è il Che Guevara e quindi il gioco lo prendo, torniamo su PC con la carriera. Adesso c'è anche una carriera manageriale, ho visto quindi il Kumeri ritorna, quindi ci sarà adesso Formula 1, MotoGP, Fly Simulator, diciamo questi sono i giochi che porterò. Avete visto insomma che sto registrando anche meno perché comunque ho tante robe da fare, poi insomma sono in un momento che insomma sto dando priorità anche ad altre cose, nel senso dopo un anno difficile come l'anno scorso, quest'anno avevo bisogno di staccare un po', però lo sapete che insomma il canale è sempre attivo, lo sapete, poi con Formula 1 17, ciao, potremo tornare anche con 2 video al giorno, non vedo l'ora. E niente raga, quindi questo è quanto, non vedo l'ora di ripartire con la carriera e di far meglio di Valentino Rossi dei Game, che ripeto mi è proprio deluso già dagli eventi che mi fa veramente, cioè gli eventi dei rally, robe così, proprio robe indegne a mio parere, cioè facevano cagare. Ma poi boh, anche il gameplay, le robe, non lo so, tutto su un colpo dopo 2 o 3 mesi il gioco è cambiato completamente, non ho capito sta cosa. E poi mi sono rotto un po' le balotte, sinceramente. Però va bene, dai, si torna a bomba con MotoGP. Chiaramente ripartiremo con una difficoltà magari non la massima, la penultima è fisica semi-pro perché devono veramente un gioco da una vita MotoGP, quindi devo riprendere un po' la mano. E niente, il team probabilmente sarà Dominatori Sexy, lo sappiamo perché Dominatori Sexy deriva anche da Tori, quindi Dominatori e Sexy noi siamo i numeri 1, quindi è chiaro che lo dobbiamo sempre confermare in qualsiasi gioco, che sia FIFA con i Dominatori Sexy o MotoGP, insomma dove c'è una scuderia ci sono i Dominatori Sexy, lo sapete, sono robe storiche del canale che devono rimanere sempre. Io ho comprato anche Tekken 7, mi sto divertendo a sbrega, però non so, per portare quel gioco non sono un pro, quindi sparo un po' di combo a caso e sinceramente non mi sembra una cosa molto bella da portare sul canale. E niente, però MotoGP, Formula 1 e Fly Simulator sono i giochi insomma di questo momento, ecco, dell'estate, se così si può dire. Niente, raga, sotto il comandante veneziano vi ringrazio sempre per il supporto, mi siete sempre vicini, quando carico vedo sempre commenti sempre meravigliosi, se lo zoccolo duro c'è sempre. Per le dirette mi dispiace, mi piacerebbe riprendere, però non vi posso promettere niente ragazzi per il momento. Raga, sono il comandante veneziano, ciao bellissimi, ciao!